Raja di Poggio, Roby Crab, Ramon Dete e Roxana Dete in seconda fila. Un arretrato Raja di Poggio, in difficoltà già in sgambatura. Ha sbagliato Roxana Dete, galoppa anche Raffo degli Ulivi, nel lancio Rosa Griff coglie una buona partenza con all'esterno Ringo Starr. Rosa Griff su Ringo Starr, a tabellone Raffo degli Ulivi, poi in corda c'è Rampichino Jet che segue Rosa Griff, a precedere Romantica Nuff e Romy Blessed. Prosegue Ringo Starr, attacca e sopravanza al rivale e Ringo Starr ottiene il via libera. 400 in 31, Ringo Starr, Rosa Griff, Rampichino, poi più indietro Romantica Nuff sulla quale sposta Romy Blessed che inizia la sua risalita. Romy Blessed fianca Romantica, mentre davanti Ringo Starr mantiene buona cadenza. 48 i 600 di gara per Ringo Starr, Rosa Griff lo segue, in corda c'è Rampichino, a largo Romy Blessed, poi Romantica seguita da Ramon Dete. Si va a completare la seconda curva agli 800 di gara in 1,5. Romy Blessed a gradazione avvicina al battistrada Ringo Starr, Ringo, Romy Blessed, Rosa Griff, Rampichino, Romantica. Primo chilometro in 20,5, 15,4. Pista anche un po' pesante, ha piovuto molto nella mattinata e anche nella giornata di ieri. Si va sulla penultima piegata e a controllare le operazioni c'è Ringo Starr, con Trinchillo in sostituzione di Ciotolo, o almeno mi sembra la sua giubba. 16,3 i 200 di gara impiegata, Romy Blessed che va ad affiancare ora il battistrada, Rosa Griff che prosegue per linee interne mentre Rampichino accenna a venire fuori. Ora Rosa Griff prova ad infilare Ringo Starr che si discosta dai paletti, 16 la frazione, Rosa Griff ha infilato Ringo Starr e Romy Blessed, 3 su di una linea, con Rosa Griff che si ritrova in vantaggio, Romy Blessed che deve aggirare Ringo Starr, 15,1, 2,8 il miglio. Romy Blessed però sembra viaggiare ancora meglio rispetto a Rosa Griff, le due che hanno preso vantaggio a Ringo Starr. Si va verso l'ingresso in retta d'arrivo con Romy Blessed che guadagna qualcosa a Rosa Griff, sostenuta a braccia da VP. Lungo la corda è Rosa Griff, a largo però Romy Blessed sembra avere una marcia superiore, poi ancora Ringo Starr che si ripropone. Nel finale Romy Blessed, Antonio Di Nardo che viene a concludere con facilità su Ringo Starr che precede Rosa Griff, e i due hanno anche qualcosina da dirsi, ma 2,38 scarsi, 1,18,5 i 2000 per chi vince Romy Blessed, una uronometro e Lucania della scuderia Vit Vit, Vincenzo Tufano al training e Antonio Di Nardo alla guida, una connection che va sempre di moda. 30 e qualcosa da arrivare nonostante tutto il percorso esterno, meno di 18 per l'ultimo giro al largo. Vince bene Romy Blessed, corre davvero positivamente la novità Ringo Starr, terza Rosa Griff che ci ha provato, ha pagato un po' la distanza. I numeri dicono 8, 6, 5 alla prima del Valentinia, Romy Blessed e Antonio Di Nardo.